Il governo continua a prendere in giro i disabili. Lo sostiene la CGIL di Agrigento con il responsabile dell'ufficio delle politiche sulla disabilità Francesco Gancemi. Al di là dei proclami del presidente Musumeci, scrive il sindacato, di fatto non vediamo nessun cambiamento sostanziale del governo regionale. Le ASP, sostiene la CGIL, hanno erogato solo la mensilità di agosto 2018 dell'assegno di cura. E qui scatta il solito scaricabarile. Secondo le ASP, infatti, la Regione non ha inviato le somme necessarie per pagare gli assegni che, come sottolinea ancora la CGIL, non rappresentano un regalo ma un diritto, il diritto dei disabili a curarsi per migliorare le loro condizioni, anche perché si tratta di cure che i servizi socioassistenziali non riescono a garantire. Una situazione insomma assurda e insostenibile per le famiglie dei disabili che vedono così venir meno un sacrosanto diritto. La CGIL di Agrigento, che non risparmia critiche al governo regionale, chiede allo stesso governo e al presidente Musumeci di passare ai fatti e risolvere il problema esposto, aiutando i disabili e le famiglie a superare il disagio in cui versano. Noi, sottolineano sempre dalla CGIL, non ci stancheremo nel portare avanti la battaglia fino a quando non verrà risolto il problema che riguarda appunto i disabili.